Presidente Bordin, parliamo quindi del programma della quarta conferenza regionale della lingua friulana. Qual è l'intento della regione? Ma l'intento è fare il punto della situazione, capire dove siamo, capire dove dobbiamo migliorare, quali possono essere nuovi strumenti o come possiamo rafforzare gli strumenti esistenti per promuovere e tutelare la lingua friulana. La lingua è uno strumento di identità, esprime un senso di appartenenza ad una comunità ed è fondamentale anche per in qualche modo portare avanti quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni, i nostri valori. Il friulano è molto presente in Friuli Venezia Giulia, ma ci sono delle situazioni che vanno verificate perché comunque oggi la società è in continuo movimento, anche i giovani si spostano più frequentemente rispetto al passato, non c'è più quella famiglia che nasceva, cresceva nello stesso posto molto numerosa. Oggi abbiamo magari famiglie meno numerose e abbiamo famiglie che si spostano in continuazione per motivi di lavoro e per cercare nuove opportunità, per cui c'è stato un fenomeno che è partito dal secolo scorso. Prima c'erano i friulani che andavano in giro per il mondo a cercare fortuna, poi sono arrivate persone da altre parti d'Italia a cercare fortuna in Friuli Venezia Giulia, adesso arrivano tantissime persone da altre nazioni. Ecco, quindi da questo punto di vista dobbiamo cercare di capire come poter avvicinare tutti alla nostra lingua, e il lavoro fatto naturalmente nelle scuole diventa da questo punto di vista fondamentale, perché è proprio lì che intercettiamo tutti i giovani a prescindere da quella che è la loro provenienza. E poi c'è il lavoro fatto da Arle, fa tutto il mondo associativo che è legato al friulano, e c'è anche il ruolo dei mezzi di comunicazione che da questo punto di vista hanno il compito di magari portare la nostra lingua nelle TV, nei giornali, e soprattutto quello di parlare del nostro territorio e parlare delle nostre comunità, che molto spesso, se parliamo di un territorio molto ampio della nostra regione, è una comunità friulana. E la scelta di Gorizia, Presidente, non è casuale, non solo perché è la capitale europea della cultura, ma anche per far capire che in realtà il friulano va oltre i confini della provincia di Udine. Sì, fondamentalmente ci sono queste due ragioni che si concatenano. Da un lato ovviamente il 2025 per Gorizia e per il Friuli Venezia Giulia ha un sapore particolare legato alla capitale europea della cultura con Nova Gorizia. Dall'altro comunque c'è la volontà di farla Gorizia, anche perché molto spesso appunto uno potrebbe pensare che il friulano è provincia di Udine, in realtà non è così. Il friulano oggi è parlato in tantissimi territori, in tantissime comunità della nostra regione, al di là della provincia di Udine, e chiaramente Gorizia è la provincia di Gorizia, da questo punto di vista hanno tantissimi territori, comunità, paesi in cui il friulano è ben presente, ben radicato, quindi in qualche modo vogliamo dare anche questo tipo di messaggio, questo senso di attenzione verso un territorio in cui il friulano è ben presente. Quali sono i principali obiettivi di questa conferenza? L'analisi del lavoro che è stato svolto finora, ma anche la prospettiva di quelle che potranno essere le politiche linguistiche nei prossimi anni. Quindi, come già suggerisce la legge 29 del 2007, abbiamo la possibilità appunto di dare queste analisi, fornire queste analisi e soprattutto fornire queste prospettive anche grazie al piano di politica linguistica che abbiamo approntato e che riappronteremo tra poco. E quindi questi contributi, che sono contributi che arrivano dalle università di Milano, della Carinzia, dell'Ulster, l'Università del Friuli, verranno accompagnati anche da riflessioni che possono arrivare anche dal grande pubblico, con possibilità di integrazione da parte dell'ufficio scolastico regionale, ma anche insomma di esperti che si trovano a lavorare su un settore così direi di grande interesse, soprattutto appunto da parte non solo dei singoli, ma delle famiglie, delle scuole, come dicevo, e della pubblica amministrazione. Bisogna lavorare soprattutto sul problema della natalità, perché c'è stato anche un po' una decrescita delle persone che parlano la lingua friulana proprio per questa motivazione, però tutto sommato è una lingua ancora molto viva sulla quale bisogna lavorare molto. Sì, è una lingua molto viva, 444.000 parlanti attivi dall'ultima nostra indagine sociologica, quindi ritengo che la possibilità di poterla promuovere come merita sia assolutamente alla portata, ma è una portata che, come facevamo presente in una nostra campagna elettorale,
va accompagnata dal desiderio di tutti, dal contributo di tutti, quindi è importante che ognuno contribuisca, ecco, quotidianamente con la sua possibilità di utilizzare la lingua friulana, magari sempre in maniera sempre più corretta, sempre più come posso dire, consapevole, anche grazie agli strumenti dell'Agenzia regionale per la lingua friulana che trovate tranquillamente anche sul nostro sito www.arle.it.